Beh, direi che il film è piaciuto. Mi dispiace che sono rimasto seduto, perché quando ti applaudono si sta in piedi, come se. Vi chiedo subito di raccontarci come avete lavorato per questo progetto, che è un progetto molto ampio, un progetto teatrale, un progetto cinematografico che va avanti anche, e che andrà avanti sul territorio, per continuare a raccontare il territorio. Poco. Poco? Avete lavorato poco? Ma come però? Male. Quando avete iniziato? Se vuoi continuare. Ieri? Ma sono due percorsi, allora Marco parla del film. E così poi possiamo liberarci e parlare del tema. No, nel senso che allora, questa è una sorta di prosecuzione ideale di un altro progetto che si chiama La Fabbrica del Mondo, che era un programma che è andato in onda su Rai 3 nel 2022, che anche lì si mescolava teatro, cinema documentario, qualcosa di fiction, e questa idea di mescolare generi, approcci e modalità di racconto l'abbiamo così preservata in una sorta di, per me è un film, rimane, insomma, a volte si parla di film, documentario, insomma, per me è un film un po' ibrido, in cui c'è molto documentario d'osservazione, cioè tutto quello che vedete è avvenuto davanti alla camera e non è stato rifatto nulla, perché insomma, come vedete anche durante lo spettacolo è molto difficile anche riuscire a fermare Marco e fargli fare qualcos'altro, perché insomma è molto concentrato su quello che fa, quindi si cerca di rubare qualcosa cercando di rimanere anche un po' invisibili. Ecco. Il fatto che lavoriamo da tanto insieme ci permette di capirci magari senza tante parole e usando una troupe leggera. E il documentario è un racconto di un progetto, è una sorta di diario di viaggio di bordo, visto che parliamo di acqua, e quindi mi piace pensare che sia un piccolo road movie che prende l'eredità dello spettacolo, lo porta, lo fissa come fa il cinema e non come fa il teatro, che invece è più vivo in questo, e rilancia il tema, rilancia l'argomento per qualcosa che succederà più avanti, e quindi ancora progetti teatrali, magari altri progetti di cinema, insomma in un cantiere che è una sorta di, come dire, visione o racconto, insomma, non solo del territorio, ma molto più ampio e più complesso. Ecco. Allora, io per completare quello che racconta Marco, circa 14 mesi fa ho cominciato a occuparmi di Mar de Molada, un progetto, l'idea di raccontare il bacino fluviale del fiume Piave, ma anche di comprendere la governance dei fiumi. Ammetto che quando ho cominciato non avevo la minima idea neanche di dove partire, non sapevo neanche chi si occupa di governance dei fiumi. Da quando la riforma del titolo quinto della Costituzione ha attribuito alle regioni la competenza sui fiumi, per esempio è sparito in molte regioni d'Italia il soggetto che se ne occupava, che era il Genio Civile. Sopravvive in alcune realtà. Nella mia realtà, il Veneto, per esempio, il Genio Civile si occupa dei corsi d'acqua principali. Non è così in altre regioni. Allora ho cominciato a parlare con alcune persone che lavoravano al Genio Civile. Mi dispiace che quando sono andato a intervistare gli acquaroli, dipendenti sopravvissuti ancora al Genio Civile, gente che aveva fatto il giuramento, sono per esempio i due guardiani del faro che stanno sul canale Scolmatore di Padova a Volta Barozzo. Ecco, è come se a Volta Barozzo, appena a sud di Padova, ci fosse il faro, perché ci sono due guardiani del faro, due guardiani della chiusa,
di Volta Barozzo. Sono state tra le prime persone che ho incontrato. Non ci sono nel film, non c'era Marco quando li ho intervistati, perché sono in due. Abitano in due appartamenti di fianco alla chiusa. Gli appartamenti, la casa è a 10 metri di distanza dalla chiusa. E loro sono coordinati perché fanno i turni, o c'è uno o c'è l'altro. H24 deve esserci la sorveglianza e tutti i giorni dell'anno, come in un faro, ma siamo in mezzo al Veneto, a sud di Padova, ed è una chiusa. Quante ce ne sono? Beh, il canale scaricatore è piuttosto un'opera impegnativa, ma di idrovore quante ce ne sono? Di luoghi presenziati così. Questi due signori se ne stanno lì. In realtà devono aprire la saracinesca per far uscire, quando c'è troppa acqua, mantenere il livello. E nella sede operativa del Genio Civile, in centro a Padova, c'è ovviamente un terminale che permette di fare la stessa operazione. Ma anche nel loro appartamento, sono 2 appartamenti, quindi ci sono 2 terminali che permettono di fare la stessa operazione. Quindi perché dovete venire qui per aprire la chiusa? Le faccio vedere, perché siamo in Veneto, ma è di Grosseto, uno dei 2. Sì, la genia di questi uomini assomiglia a quella dei ferrovieri che venivano assunti facendo concorso e andavano in trasferta e spesso tornavano appena possibile con l'avvicendamento della legge Bassanini. Chi lo voleva fare l'acquarolo e stare in un faro in terraferma giorno e notte? Sono rimasti pochissimi. Ma perché non aprite da casa? Le faccio vedere. E mi apre la chiusa. Se tu fossi stato lì avresti sentito il frastuono, il rombo e gli scontri, perché sul fondo della chiusa ci sono i tronchi e magari i frigoriferi e magari dalla piena è arrivata anche la carcassa di un'automobile. Insomma, l'apertura della paratoia viene regolata dal computer che sta lì, perché uno dei 2 apre la paratoia e l'altro sta sopra la paratoia dove ha portato il sottoscritto e a orecchio si decide l'apertura e la regolazione, perché bisogna sbloccare, perché se si apre in maniera tale che quel tronco si metta di traverso potrebbe danneggiare o potrebbe bloccare altro. Dunque è un'arte quella di regolare la paratoia, e siccome non si vede, perché tutto questo succede sotto il pelo dell'acqua, magari a 4 metri di profondità, è l'orecchio che ti fa dire se aprire di più o di meno. Questi sono mestieri che non possono essere controllati da remoto. L'ossessione del nostro tempo, la gestione economica delle cose, remotizza, come succede per gli impianti di riscaldamento. Mi ricordo il primo anno che, lavorando al Toniolo di Mestre, dicevo: ma se caldo, spegnete il riscaldamento, non se può. Perché? È remotato. E allora è il Zea Vittorio Veneto. Ho capito, ma magari a Vittorio Veneto fa freddo, ma a Mestre no, non posso farghe niente. La logica del controllo da remoto produceva dei paradossi all'inizio, forse adesso ci saremo un po' regolarizzati, ma non si può controllare i fiumi da remoto. La gestione idrica è una gestione complessa e l'esperienza delle persone che lo fanno ti trasmette delle cose. Ho imparato a fare la coronella intorno al Fontanasso, me l'ha insegnato un'ingegnera di Rovigo, anzi di Scardovari. I suoi nonni abitavano lì e conosceva praticamente a menadito la posizione di tutti i fontanassi lungo l'argine del Po dalla sua parte.
e il fontanasso è diverso dal fontanile. Io di ste robe non capivo, non sapevo. Quando ho incominciato a occuparmi di tutto questo, ho parlato con tante persone che non sono elencate qui, perché questi sono i crediti del film. Sono quelli che sono visibili nel film e che ci hanno aiutato in qualche maniera diretta a fare il film. C'è un altro esercito, un altro universo di persone che mi hanno accompagnato e un altro esercito di persone che ha lavorato a questo lavoro teatrale. Il racconto che ne abbiamo fatto è poetico, io sono molto felice, ma è la sintesi di una cosa più spuria che è accaduta con una preparazione abbastanza concentrata, solo 6 mesi per entrare in una materia, e poi in un mese, ogni weekend, da settembre al primo weekend di ottobre del 2024 abbiamo fatto questo teatro campestre, come diciamo. Marco ha iniziato a filmare ad un certo punto e questo è un bellissimo diario, lo dico perché non ci ho messo mano, quindi non ne posso parlare in termini proprio di stanza, che racconta questo percorso, però non è la cronaca di uno spettacolo e non è la ricostruzione di tutti i passaggi, è un ritratto. C'è stato il coinvolgimento quindi degli esperti, dei tecnici, ma anche delle persone, e soprattutto vorrei che ci raccontaste un po' il tema dei nomi, cioè i nomi, e forse l'hai anche già un po' accennato, il fatto che ci si occupa solo del corso d'acqua principale e di tutto quello che sta attorno, degli affluenti. Li conoscono solo le persone che stanno lì. Come avete raccolto tutte queste informazioni? Tanto non li sapevo nemmeno io. All'inizio ho chiesto un elenco, era un lavoro sul bacino Piave, però dovevo incontrare, quindi ho chiesto alla mia regione di avere accesso all'ARPA regionale, ho conosciuto i tecnici e un po' di ricercatori che ci lavorano, da lì ho parlato con i gestori dei servizi idrici integrati, quindi gli acquedotti e i depuratori, poi ho parlato con i consorzi agrari e i consorzi di bonifica, scusate, di irrigazione e di bonifica, che da noi si occupano dei corsi d'acqua minori. E poi ho cominciato a parlare con i consigli di bacino, con l'autorità di bacino, che è un'altra cosa. Noi abbiamo in comune di essere dentro lo stesso bacino. Si chiama Distretto di Bacino delle Alpi Orientali. In Italia ne abbiamo 7, in Europa 110. Nessuno di noi è affezionato al suo bacino idrografico. Però qualcuno un po' di più ha un fiume, ha un'acqua. La mia è il Piave per ragioni affettive e elettive, quindi questo è un racconto che parte da quella roba lì. Però io non sapevo il nome dei 110 affluenti del Piave e a me non frega niente che il Piave nasca in Friuli o in Veneto, potrebbe nascere anche in Austria, perché per me un fiume è la somma nasce 110 volte se ha 110 affluenti, e non solo 110, sono solo quelli che hanno un nome 110. Poi ce n'è una strage che non ce l'hanno. Il criterio per stabilire se un fiume è degno di un nome o no è molto dubbio, buffo. Insomma, ho chiesto l'elenco dei fiumi del Veneto. Non lo trovate su internet. Ho cominciato a cercare da pubblicazioni specifiche, quelle ho chiesto in università, dicono sì certo, e mi arriva un elenco, ma dico sicuri che, perché io qualcuno lo sapevo perché è tuo, no? E non c'è. Dico allora non è completo. No, vabbè, allora fiumi di primo, secondo, terzo livello.
Vabbè, ma poi, per caso, in un rendiconto di manutenzioni, rendiconti di interventi di manutenzione straordinaria della mia regione, trovo un elenco, 2053 nomi. Dico, ostrega. No, non mi aspettavo. Sì, va bene che ci sono anche i canali della laguna, è giusto, sono corsi d'acqua anche qui, ma tra rogge, torrenti, canali, fossi, ruscelli, fiumi di risorgiva, eccetera. 2050, ammetto l'ignoranza, la maggior parte di quei nomi non l'avevo mai sentita. Allora nel tempo, da lì è partito anche l'idea di costruire, come avete visto in una delle scene iniziali, i nomi dei fiumi, e su questo poi stiamo faticosamente costruendo un elenco dei fiumi italiani. Non lo troverete, non è pubblicato, non è scontato, non è facile. Al momento, grazie alle alle 7 autorità di bacino italiane, abbiamo l'elenco dei fiumi, perché fa parte dei dati che vengono rendicontati all'Europa, e dunque siamo arrivati a 6.570 fiumi divisi per bacini idrografici. Ovviamente dentro ci sono corsi d'acqua brevi e lunghi, e sicuramente voi ne conoscerete qualcuno che non è messo lì dentro. Allora l'idea di questo lavoro era quella di partire da un torrente piccolo che butta in un affluente più grande, che poi butta nel Piave, e poi finire a Valle Vecchia, località La Brussa. Ma non c'entra il Piave lì. L'abbiamo scelto perché è il pezzo di costa della nostra regione più naturalizzato, più incontaminato, ma guarda caso è anche la più antica foce del Tagliamento, che passava di là. Il Piave entrava in laguna. La posizione dei fiumi che abbiamo memorizzato, che abbiamo imparato, è solo la più recente. I fiumi sono nomadi. La terra dove abbiamo costruito è portata dai fiumi. La nostra pianura sono conoidi alluvionali dei grandi fiumi, dal Tagliamento, e parlo dei maggiori, al Piave, al Brenta, all'Adige, e quelli minori in mezzo. Quelli che scendono dalla montagna hanno portato per millenni le ghiaie, formando dei coni. E per esempio dall'altro lato del Montello, in provincia di Treviso, c'è un enorme cono dove c'è Montebelluna, che dimostra che il Piave, prima di girare dietro il Montello, passava di là. Il Montello aveva grandi ambizioni, sognava di fare il Pelmo, ma aveva un problema di crescita. Il resto delle Dolomiti gli diceva vien su, e lui: non posso, sono carsico, sono pieno di acqua sotto, come un collaboratore. Eppure è riuscito a far deviare il Piave. E dopo i coni di ghiaie ci sono la grana più sottile, le sabbie, e poi il limo. Dove comincia il limo, l'acqua delle falde si ferma e vengono su le risorgive. Io non lo sapevo, che tra Veneto e Friuli abbiamo la maggiore ricchezza di risorgive d'Europa, e abbiamo 850 fiumi di risorgiva. Abbiamo noi il più grande fiume di risorgiva d'Europa, si chiama Sile, e ci sono cresciuto a fianco, non gli ho mai dato un franco. C'è la storia dei Tusi del Benin, che noi non c'è qui, no? Tante cose non ci sono dentro.
Tanika Beri è un rifugio, non so se ci siete mai stati, è in Benin, non è sulle Dolomiti, è sotto il Niger. C'è una curva, c'è una falesia molto imponente e lì si sono rifugiati nel tempo decine di popolazioni di villaggi in fuga dagli schiavisti. Si sono arroccati su questa falesia costruendo una comunità agguerrita che respingeva gli assalti degli schiavisti e sono rimasti uomini liberi. A Tanika Beri è nata una comunità che parla 110 idiomi diversi, come gli effluenti del Piave. È un microcosmo abitato da qualche migliaio di persone. Nel 2001, mi pare, o 2002, a Tanika Beri è stato dato il premio Scarpa per l'architettura del giardino, è un premio internazionale che danno a Treviso. Dal Benin per prenderlo sono venuti in 7, 5 tusi e 2 accompagnatori più grandi. L'antropologo Marco Aime, che è nostro amico e collabora alla Fabbrica del Mondo, è andato a prenderli all'aeroporto a Milano per portarli a Treviso, gli ha fatto fare un giretto turistico, gli ha fatto vedere Milano, Venezia prima. Milano, però Sesto San Giovanni gli piaceva tantissimo, cioè. Guardava i condomini e pensavano, ci stiamo tutti dentro uno di questi. Venezia proprio no. Dopo la cerimonia del premio a Treviso li portano a fare un giro turistico per Treviso. Cioè i tusi si ferma, avanti col Cristo che processione singrum. E questi si ferma. Cioè, dove vuoi che si fermino dei tusi a Treviso? In piazza? Cioè, in osteria? No. Questi si fermava davanti alle fontane. Sai quelle col becco del ferro, come da Anera? Cioè, davanti a fontana e li porta via. Trova un'altra fontana e si ferma da nuovo. Ma fermi, cioè, gli accompagnatori cominciano a dubitare di riuscire ad arrivare in piazza, perché Treviso di fontane così ce n'è 114 se non sbaglio. Tusi, andiamo. No, questi aspettava. Allora a un certo punto l'accompagnatore va là e domanda, scusate, ma cos'è che state aspettando? E loro li guarda e fa che finisca. Cioè i trevigiani, con tutto il rispetto, provava a spiegargli che a Treviso l'acqua dalle fontane non finisce mai. Questi tornati a Tanika Beri non parlavano mica di Milano, né di Venezia, ma di Treviso, per questa cosa meravigliosa, tanto più straordinaria di qualunque città del mondo. Questo pensano i tusi di Tanika Beri. Marte Molada serve a spiegare a trevigiani e non solo che non è scontato, che non finisca mai. L'hai detto più volte che questo è un lavoro che ti ha fatto scoprire molte cose, hai imparato molto, e io credo che anche chi ha partecipato allo spettacolo, chi ha visto questo film abbia imparato in qualche modo una ricerca di un linguaggio attraverso il quale raccontare temi come il cambiamento climatico, come la gestione fluviale, la governance, insomma cose tecniche che magari non è così facile da raccontare, no? Quindi anche in questo vedo, insomma, è un lavoro importante. Vabbè, quelle pallose me le prendo tutte io. No, voglio dire,
questo lavoro è un lavoro che in qualche modo ci aiuta in un contesto in cui sembra molto difficile, no? Parlare di scienza, parlare di così tecnica, cercate di arrivare a un pubblico ampio. Ci siete riusciti? Che cosa... Sentiamo. No, chiediamo a loro. Chiediamo a loro. No, ma vorrei anche sentire come va avanti questo progetto. Anche quello alla fine. Anche quello alla fine. Sì, però io ci tengo a dire che per me non è divulgazione questa. Okay. Che Piero Angela facesse divulgazione, ok. David Attenborough nel mondo anglosassone fa divulgazione. Telmo Pievani fa divulgazione. Mancuso fa divulgazione. Uomini di scienza che sanno usare bene la comunicazione e la narrazione fanno divulgazione. Però essi appartengono al corpus degli scienziati. Anche se certi giornalisti come Attenborough o Piero Angela che non sono scienziati letteralmente, però mutuano il linguaggio degli scienziati per fare la divulgazione. Dunque sono organici a quel... Noi no. Dunque facciamo un'altra cosa. Io non so le cose che sto raccontando, non le ho praticate, non sono uno scienziato, non parlo dall'alto verso il basso. Cerco di capire delle cose e so che non posso fidarmi di ricordarmi quello che ho appena studiato. Come quando andavamo a scuola, no? Leggevi il libro, pareva saper tutto, dovevi parlare il giorno dopo all'interrogazione, un disastro. Parlare a voce alta serve a costruire quello strato che c'è in mezzo tra il pensiero, la lettura, la conoscenza e l'emozione, qualcosa che deve trovare una sintesi. La figura dell'albero come fiume è un'intuizione che è venuta, come Marco ha filmato disegnando, e che è diventata molto importante in questa cosa qui, perché aiuta a vedere, no? Delle cose. E tutto questo nasce dal teatro, dai mestieri, da un'altra pratica, non è quella degli scienziati. È un po' questo che rende difficile, sfidante il lavoro e affascinante, perché il dubbio di dire una cavolata, di aver capito male, ce l'hai continuamente. Però sai anche, se riesci a trovare un modo apparentemente un po' più stupido, ma non così sbagliato, e quella cosa che hai trovato resta, quella roba conta più dei numeri, perché nel nostro cervello i numeri non durano niente, mentre le emozioni sì. Bene, chi vuole intervenire e fare una domanda? Sì, ok. Alla fine poi sentiamo come prosegue il progetto. Sarà qualcuno che non sia d'accordo, no? Ecco. Beh, intanto complimenti, perché ci hai fatto scoprire delle cose che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, ma in realtà sappiamo ben poco dei nostri fiumi. Il mio è un suggerimento: sarebbe bisogno di fare un spettacolo del genere anche sul Tagliamento, che è un fiume che ha un fiantin di problemi. Dal 66
ad oggi, quelli della bassa, gli dice bisogna fare le casse d'espansione, bisogna fare una diga. Quelli dell'alta gli dice no, dove fare il canale scolmatore che va in laguna, che adesso è stretto, bisogna slargarlo. E siamo ancora qua. Da Elisa, quanti anni che va avanti questa? Quello che noi sappiamo è che è un fiume meraviglioso. Lo guardi e dici, no, se può toccarlo, bisogna lasciarlo lì. Perché è brutto il Cellina? No, è la Meduna. Un giorno... E il Gorgazzo? Ma sul Gorgazzo, vabbè. Un giorno Gabriele Salvatores, che è venuto a presentare un film che girerà sulla Cellina, che dice, stavo guardando dai pianeti con le macchine che già adesso, e a un certo punto vedo una Y. E dice, voglio andare a fare il film lì, sulla Y. E la Y è quando che il Cellina si incontra con la Medina, che è un'altra delle nostre meraviglie. Però, come dire, uno spettacolo sarebbe benvenuto, perché la politica ancora non ha capito cosa fare e temiamo che faccia sempre la roba sbagliata. C'è qualche altro intervento? Altra domanda? Vabbè, mi complimento anch'io perché a me è piaciuto molto il film e tutta la narrazione. E sono rimasto molto emozionato dal cantato, dal cantare, dai suoni, dalle riprese dell'atto del cantare. Questa scelta, oltre che mi veniva quasi da pensare al nome del film come L'acqua canta. Volevo capire com'è nata, come si è svolta, a me è piaciuta molto. Grazie, rispondo io, nel senso che la musica ovviamente c'era già nello spettacolo, anche se poi nel film ci sono due musiche, quello dello spettacolo più una colonna sonora fatta ad hoc da uno dei musicisti che era dentro lo spettacolo. E nello spettacolo la musica ma anche le parole sono fondamentali perché insomma, parlano di acqua, raccontano, sono ben più di un accompagnamento, insomma, sono un testo parallelo. La cosa dei cori partiva da un'idea di Marco di prendere questo coro di voci femminili che cantano Marghera e portarle sotto alla Marmolada, e mentre invece prendere un coro di alpini e portarli con i piedi in acqua, insomma. E io ho raccontato questo cercando di dare, come dire, nel montaggio un respiro soprattutto al coro, perché comunque il coro più ancora della musica agli spettacoli è un po' decontestualizzato, diventa un momento anche un po' lirico in cui hai la possibilità di ragionare, diciamo, anche su quello che circonda il coro. L'idea di raccontare il paesaggio all'inizio, devo dire, volevo fare un racconto parallelo a quello dello spettacolo, prendere la camera, andare lungo i fiumi, fare un racconto, insomma, ancora più da cinema d'osservazione. E forse anche un po' più autoriale di questa brutta parola, insomma. E poi in realtà mi sono reso conto che forse questa cosa sarebbe entrata un po' in conflitto invece con il racconto dello spettacolo, che è molto più, per me, un po' più vibrante, più vero, più naturale. Mentre invece questa prima idea avrebbe avuto una sovrastruttura. E quindi abbiamo cercato di raccontare il paesaggio dove avveniva lo spettacolo, quindi i fiumi che vedete, l'acqua, le montagne, sono tutte intorno a dove gli spettacoli sono stati fatti. E il paesaggio entra direttamente nello spettacolo, la scelta stessa di Marco di non usare scenografie, ma di avere il campo libero dietro, e quindi di mettersi in uno spazio e utilizzare il paesaggio, insomma, come quinta, l'abbiamo un po' sposato. La musica serve un po' a amplificare questo, poi un po' la fortuna di avere il vento e di avere un pezzo che parla del vento, o l'idea appunto di parlare Marghera, di raccontare Marghera sotto la Marmolada. Però ecco, questo sta nello spettacolo e sta un po' magari nella fortuna di cogliere quel momento e di, come dire, ad esempio il coro degli alpini ha cantato durante lo spettacolo, ma tra una prova e l'altra gli abbiamo detto invece di farla qua, sotto in mezzo al bosco, perché non fate
30 metri e la facciamo in riva al mare, così io poi unisco questo racconto al racconto della spiaggia. Quindi insomma piccoli spostamenti che comunque dal mio punto di vista non alterano quello che è il rapporto tra, come dire, la realtà e la modalità in cui racconti quella realtà. A completezza, sì, no, ma devo rispondere all'altra domanda. A completezza, sia io lavoro già con Patrizia Laquidara, abbiamo già fatto un altro spettacolo insieme che è Boomers, e questo era un altro, cioè un ottimo feeling di composizione delle cose. Abbiamo scritto questi testi insieme, lei li ha musicati, eccetera. E con, come diceva Marco, con questi cori, sia con il coro Valcavasia sia con le cicale di Beppa, avevo un feeling da tempo, e cerchiamo ogni tanto delle occasioni per fare delle cose insieme, perché questo doveva essere uno spettacolo popolare, e tutte le forme ci fosse stato modo di metterci dentro il ballo, sarebbe stato, ma sull'erba non si balla tanto bene. Comunque sia, dunque le caratteristiche sono quelle di mettere insieme degli scienziati o dei tecnici che parlano, con dei modi una banda, con dei cori che cantano delle canzoni. Quello che canta il coro Valcavasia è la canzone di Beppi Di Marzi. Beppi Di Marzi è quello di Signore delle Cime, e questo L'acqua s'è morta è una sinfonia, uno dei canti più potenti che siano stati mai scritti per una partitura corale. Invece, per quanto riguarda le questioni del tagliamento o di altri fiumi grandi e piccoli, non sta a noi come artisti in questo caso cavalcare diciamo così, le scelte, ma come artisti dobbiamo provocare le scelte. Allora, che cosa faremo? Mar de Molada è stata l'occasione di conoscere uno dei luoghi dove siamo stati, è dietro il Montello, nel comune di Crocetta, tra Crocetta e Pederobba, dove c'è un contenzioso tra la Regione Veneto e una serie di comuni per la costruzione di vasche di laminazione, più che altro di sbarramenti di traverse che devono in qualche modo contenere le potenziali piene del Piave. Le piene del Piave ci hanno graziato dal 1966, anche se in occasione di Vaia e ancora prima, nel 2010, c'erano state delle piene nell'ordine dei 3.000-3.400 metri cubi al secondo per i tecnici. Per quelli che non sono tecnici, questa è una misura presa a Nervesa, dove il Piave esce dalla zona di montagna e poi arriva in pianura. È significativa perché su quel punto abbiamo delle misurazioni attendibili anche delle piene storiche dei secoli precedenti, e anche perché di lì a pochi chilometri il Piave cambia pendenza, e lì succede. Tutte le rotte del Piave sono accadute dove c'è il cambio di pendenza. Si chiama Candelù, una località che sta appena sotto l'isola le Grave di Papadopoli, l'isola di Papadopoli. Lì il Piave ha un brusco cambio di pendenza, e da lì verso Cortellazzo corre meno, e l'ultimo pezzo di strada è in contropendenza. Sì, a 4 chilometri dal mare, o anche prima, forse a 6 chilometri dal mare, il letto del Piave è più fondo dell'Adriatico che ha davanti. Il pelo dell'acqua è un conto, quello fa livello, ma sotto il fondo del Piave è decisamente più fondo dell'Adriatico che ha davanti, e tutto il terreno intorno è sotto livello mare. Come diciamo nel documentario, prendiamo atto che 400 idrovore
su 840 idrovore che ci sono in Italia, 400 sono in Veneto. Un'altra grossa fetta sono in Emilia Romagna e le altre sono nell'Agropontino e in provincia di Grosseto. 4 zone, ma in particolare da noi, vi rendete conto, più della metà delle idrovore in Italia sono attaccate per tenere praticamente 1/3 della campagna veneta è a livello mare o sotto livello mare. Basterebbe una settimana senza elettricità perché l'acqua salata cominciasse a salire, il cuneo salino a risalire da quelle parti e l'impaludamento di tutti quei terreni che non potrebbero più essere smaltiti. In 15 giorni, 20 giorni senza corrente avremo danni secolari all'agricoltura e anche alle infrastrutture. È quanto accadde durante l'alluvione del 66. Furono 25 giorni di alluvione di quei terreni che all'epoca erano agricoli. Oggi non lo sono più. Oggi lo smaltimento delle piene, le ultime piene sono derivate nel Veneto da straripamenti del suolo, non dei fiumi. Sono le fogne che vengono su, sono gli scarichi, sono fossi, sono garage allagati costruiti in luoghi che avevano toponimi che c'entravano con la parola palude, ma se per anni resta secco, hanno fatto anche il garage sotto livello terra e poi comincia ad allagarsi 2 o 3 volte in un anno. Allora capisco che i comuni fanno cassa con la concessione delle licenze edilizie, ma noi sembriamo sbarcati dalla luna. Non sembriamo consapevoli abitanti di un territorio con dei rischi così. Lo scopriamo in un momento di difficoltà. Allora, rispetto alla tutela della cosiddetta sicurezza, nascono una serie di discussioni sul fatto di laminare le piene e ovviamente bisogna laminare sopra per mettere al sicuro chi sta sotto. Togliamo subito dalla testa l'idea che si possano alzare gli argini. Più di così non si può. Si può solo allargare i fiumi. Tecnicamente nessun argine dalle nostre parti può essere alzato. Sì, questione di centimetri, ma non c'è niente di risolutivo. Non avremo nessuna garanzia di sicurezza dagli argini. Bisogna ridare ai fiumi la possibilità di allagare delle zone senza fare troppi danni. Lo facevano in passato e dovrebbero continuare a farlo. Come, dove, dovremmo decidere. Se non lo decidiamo noi, lo decide lui e potrebbe essere peggio. Nessuno lo vuole l'acqua, la palude a casa sua, ma cosa è successo in Emilia Romagna? Senza entrare nel merito di tutti i casi specifici dell'Emilia Romagna, perché non voglio fare di un'erba un fascio e non si fa una discussione sulle piene all'ingrosso. Come non si fa ecologia all'ingrosso, si deve fare un discorso ecologico territorio per territorio, fiume per fiume, situazione per situazione, se no facciamo gli asini, perché è come se leggessimo un libro sull'America e lo applicassimo al Basso Friuli. No, bisogna studiare il proprio territorio, il proprio paesaggio e riconoscere delle cose. Io credo di non avere competenza per affrontare le questioni come quelle che lei mi ha detto, ma sicuramente penso che oggi non si può immaginare che una diga sia di per sé di destra e non fare una diga sia di per sé di sinistra. Oggi bisogna pretendere una valutazione laica e prima di decidere su qualcosa non dobbiamo guardare cosa ne pensa chi ci sta più simpatico, ma dovremmo valutare costi e benefici. Non abbiamo gli strumenti, nessuno di noi, per farlo da soli. Per fare questo però non possiamo far sentire colpevole o criminale un ragazzo che decide di studiare ingegneria, mentre per forza è una brava persona uno che decide di studiare biologia, perché avremo bisogno del biologo e dell'ingegnere che sappiano lavorare insieme come si fa oggi, ma soprattutto avremo bisogno di capire cosa ci dice il biologo e cosa ci dice l'ingegnere, e se questi parlano per frasi fatte
e nessuno di noi riesce ad avere la competenza per entrarci, rischiamo di essere spettatori del nostro futuro. Cosa fa il teatro? Invita chi ha delle competenze a parlarci, ma invita degli artisti a tradurre quello che ci stanno dicendo in un linguaggio che lo possiamo capire. Lo faremo in un progetto che viene dopo Mar de Molada. Si chiama Atlante delle Rive. È cominciato a settembre di quest'anno, Giornata Mondiale dei Fiumi, sulle rive di molti fiumi. Dei teatranti si troveranno a raccontare qualche cosa, con il nome dei fiumi, con delle storie, con... L'anno prossimo saremo di più, l'anno dopo ancora di più. In 3 anni questo progetto coinvolgerà tutte le autorità di bacino in Italia. Per il momento sono coinvolte l'autorità di bacino delle Alpi orientali e stiamo cominciando la relazione con quella del bacino del Po. Sono coinvolte le amministrazioni, sono coinvolti i gruppi spontanei dei cittadini. È importante che quei comitati che si oppongono alle opere, che sono pieni di persone capaci, perché amano il loro fiume, è importante che queste persone si siedano e parlino con altri che invece la vogliono fare le opere, perché hanno paura o perché hanno dei giusti elementi di valutazione. Tutto questo in futuro potrebbe essere uno strumento normale. Si chiamano contratti di fiume. Ne avete sentito parlare? Ne abbiamo cominciato a parlare nel 2007, poi ce li siamo dimenticati. Perché i contratti di fiume sono un progetto che l'Europa chiede per mettere intorno a un tavolo tutti gli attori, non solo quelli che la pensano dello stesso modo. Non va bene se da un mezzo lato del tavolo non c'è nessuno. Un contratto una volta si faceva in fabbrica col Paron. Prima che ci fosse la contrattazione nazionale, in ogni fabbrica sindacalisti e Paron si sentava e faceva baruffa finché si usciva col contratto. A volte la contrattazione era durissima, senza orari, ma alla fine si sapeva che non si poteva uscire di là senza un contratto. Io qui nel racconto ho parlato di contratti, della difficoltà di farli, evocando il contratto che ha portato l'uomo sulla Luna, quella straordinaria impresa della NASA che richiese uno sforzo anche di cambiare la contrattazione, gli appalti. Non so come, ma so che dovremo immaginare di parlare con chi la pensa in maniera diversa da noi. Il conflitto non è brutto. Affrontarlo vuol dire che la democrazia è viva. L'alternativa c'è. Se vi piace, la incarna Donald Trump. Non ha bisogno di fare quella fatica, ma c'è un altro tipo di alternativa, se non la volete, ma ve la conto che così. Vi ho contato i tosi del Benin, adesso mi tocca contare. No, volevo dire che lo spettacolo dura 3 ore, e ogni spettacolo, perché sono 4 tappe, ogni spettacolo aveva la prima ora di stravedo, che era il dialogo con gli esperti, poi 2 ore di spettacolo, di cui la prima ora cambiava ogni spettacolo a seconda del posto, poi la seconda ora invece era uguale. Quindi sì, ce n'è, insomma, ecco. Volevo avvertirli, mettere le mani avanti, però... Sì, ma l'alternativa alla fatica di fare i contratti di fiume c'è? Allora, era 3 anni fa, sono andato sulla ferrata della memoria, quella bella nuova che c'è, che parte davanti alla diga del Vajont. Siamo partiti la mattina presto, fino a un certo punto tutto perfetto, poi troviamo la cordata davanti a noi. Se sei in ferrata e c'è una cordata più lenta davanti, è una rottura di coglioni inenarrabile. E allora a un certo punto, anche se è scorretto, si comincia a sorpassare, che vuol dire
cerco di mettere il mio moschettone davanti al tuo e poi quando ho passato il mio secondo moschettone ti ho sorpassato e tu sei rimasto lì. Cerco di farlo in maniera non spudorata e mettendoti in sicurezza senza esagerare, però sta cordata era lunga. Dopo il secondo, dopo il terzo, non mi ero accorto subito, mi accorgo che sono cinesi. Dico, i cinesi in ferrata. Se cominciano loro abbiamo finito noi, ho pensato. Perché, cioè, questi, una cordata, sarà stati 100 cinesi, adesso esagero, ma 20 già era, ostrega, 20 da passare via. Mi metto d'impegno, noi eravamo in 4, dai, abbastanza normali, non supereroi, però questi lenti, e dopo si guarda in giro, li ho passati praticamente tutti, arrivo al capocordata, sto per passarlo via e questo mi guarda, fa un sorriso così, punta il deo e fa, quello diga sbagliato. Io guardo che faccio, ammite, me lo dici, c'è. Un po' autoreferenziale, lo so, ma fa piacere che anche in Cina abbiamo preso consapevolezza del disastro industriale del Vaillant e quello mi fa, quello diga sbagliato. Aspetta un attimo, no? Fa. Quindi rigo, sì, faccio, quello diga sbagliato e io mi fa, quello diga giusto. Un attimo del dubbio, faccio, quello diga sbagliato, quello diga sbagliato, quello diga giusto. Non so tanto bene il cinese, ma l'italiano così caro, perché dico boh, e lui vede che sono incerto, cioè perplesso della sua cosa e vuole essere servizievole, fa aspetta, come aspetta, sto per passarti via. Verso il zaino. No, dicono verso il zaino qua, no, verso il zaino. Avevo un moschettone in mano, uno attaccato, su un brutto posto, che non può... 2 file da drio, i miei che me guarda, i suoi che ride, e se guarda intorno, e questo che versa il zaino. Ma sacramento, cosa gli mi è capitato di pensare di rispondergli a questo? E questo furica in zaino, e sto cercando la maniera di salutarlo, tira fuori dal zaino una carta dei sentieri del Veneto scritta in cinese e là mi sono preoccupato perché ho pensato, Trump mira la Groenlandia, vuoi vedere che... cioè, a sto punto aspetto, no proprio una carta a 25.000, però insomma una carta a 50, no sarà stata una carta a 100.000 perché era grande, cioè, però grande, tutta in cinese, e questo verso sta carta, cioè, inferrata, versi la carta, tiemme, e te tegno la carta, punta il dito e fa, quello diga giusto. Ascoltami cinese, no, ma la carta del Veneto la conosco, guardo dove punta il dito e che faccio, quero, e lui mi fa, quello diga giusto. Quero Vas, provincia di Belluno, no? Ma in monega al cinese mi fa, quello diga giusto. Cosa quello diga? Mi fa, se tu fai diga quello, lago Liva fino Longalone. Ma sotto Longalone, no pellicolo, lago lungo, 70 chilometri, 10 più che lago di Golda. E guardo il cinese, ho capito che se faccio la diga quero, lago arriva fino a Longarone, no pellicolo Longalone. Però che faccio? Scusa cinese, ma è Belluno e Feltre? E mi fa, tu sposti un poco? Ascolta, per la diga delle 3 gole, questi che ha spostato 1,5 milioni di persone.
E lui, razionale, mi fa, sposta un poco Feltre Belluno, guarda cosa guadagni, no? Un lago grande, pieno... Davanti alla logica implacabile del cinese, vacillo. Però mi viene un po' distinto di non molargliela subito. Non so perché mi viene da dire, scusa, è la ferrovia? No, perché voglio dire, dell'autostrada non mi frega granché e poi passa da Vittorio Veneto sull'altra parte. Ma la ferrovia, cioè, a me mi è sempre piaciuta quella ferrovia che va a Belluno, lungo la Valle del Piave, eccetera, eccetera. E dico, è la ferrovia? E lui mi fa, quello capolinea. Ascolta, cioè, mi rabalto Andrioschena l'idea che Quero fa capolinea. Come? Venezia Quero. No, aspetta. No, aspetta, quello capolinea. Dopo, Plendi Vapoletto. Aspetta, mi fa. Linea 1, Felmatute. Linea 2, Diletto, quello Longalone. Dopo, mi fa, sopra, fai treni rossi, treni verdi, come Svizzera. Se fa, insomma, treni e cioccolata. Lui mi guarda e fa, no, cioccolata. Fa treni e gelato, meglio che cioccolata. Ecco, se volete, l'alternativa c'è. La dittatura idraulica come la vedono i cinesi. Altrimenti proviamo a usarla sta democrazia.